Gomito a gomito, sì, vero, assieme per la presentazione di una manifestazione, un dovere istituzionale direte, ma dietro le quinte, secondo fonti bene informate, quella di ieri è stata anche l'occasione per stringere un'alleanza. Marco Zambuto e Benedetto Adragna avrebbero parlato di un imminente ingresso nella giunta di Palazzo dei Giganti di quella parte del PD vicina proprio al senatore, e tutto secondo una precisa logica. Il sindaco, dopo essersi clamorosamente sdoganato dal PD, ha annunciato di voler mettere su un assetto targato Terzo Polo, aperto al Partito Democratico. E allora quasi giocoforza è un disegno che non può non passare attraverso il coinvolgimento dell'area politica guidata da Adragna. E la ragione è semplice: l'altra corrente, quella guidata da Angelo Capodicasa, non potrà certamente, anche se in politica di scontato c'è davvero poco o nulla, sostenere l'amministrazione Zambuto. Sì, perché l'ex presidente della regione è stato a più riprese al centro di aspre critiche da parte del sindaco, e quindi difficilmente il PD nella sua interezza potrà sposare il progetto politico di Marco Zambuto. Il senatore Adragna resterebbe così l'unica finestra aperta per poter accedere in casa PD. E il capo dell'amministrazione di Palazzo dei Giganti in queste ore è impegnato a tessere le fila per chiudere il cerchio con gli alleati del Terzo Polo. Un altro ostacolo quasi insormontabile è rappresentato dall'MPA. Anche qui è costretto a scontare le sue stesse prese di posizioni, spesso nette e dure, contro gli autonomisti, dai vertici regionali al gruppo locale. E intanto è quasi certo il ritorno di Giuseppe Putrone. La sua scelta, preso le distanze dal PDL, ormai è il suo ex partito, sarà premiata con una nuova designazione in giunta. A spingerlo in questa direzione il Patto per il Territorio, parte attiva nell'amministrazione Zambuto. E dal comune alla provincia, dove oggi si registra l'intervento della sinistra. Italia dei Valori e SEL mettono in guardia il PD, provano ad arrestare il suo cammino verso l'amministrazione Dossi. Cammino per la verità frenato, per volontà dello stesso partito, dalle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente. Riteniamo che il sostegno a Dossi, osservano Vincenzo Lombardo della Federazione della Sinistra e Nello Amel del partito di Di Pietro, costituisca una vera e propria provocazione verso la sensibilità dell'opinione pubblica ed una istigazione all'antipolitica. Chiediamo al PD agrigentino di rivedere la sua scelta e creare i presupposti, concludono Lombardo e Amel, perché il centro-sinistra si presenti compatto nella competizione con le destre.